siamo, manca poco meno di un'ora e mezza all'appuntamento importante di questa stagione per il Catania Calcio. I fischi che sentite sono quelli della curva nord alle mie spalle, che accompagnano l'ingresso in campo del Siena. Proprio adesso infatti i giocatori toscani sono entrati per il solito controllo di routine del terreno di gioco. Alle 20:30 dunque si parte con il ritorno di questa semifinale che vedrà i rossazzurri di Lucarelli impegnati contro il Siena. All'andata, lo sapete, è finita 1-0 per i toscani, una partita che senz'altro non ha premiato un Catania che meritava certamente di più, sia per l'espressione di gioco che ha mostrato, sia anche per qualche svista e contestazione poi da parte dell'arbitro. Ma stasera è tutta un'altra storia, tutta un'altra partita. Stasera si deve gettare il cuore oltre l'ostacolo, stasera si deve dimostrare veramente il livello tecnico del Catania. Ovviamente lo sappiamo, queste sono partite in cui anche un episodio può cambiare tutto e certamente c'è grande attesa e soprattutto grande fiducia e grande speranza nella squadra rossazzurra. Le vie d'accesso qui che portano allo stadio Angelo Massimino di Catania alle 19 o poco più sono già quasi tutte intasate e parecchia gente è già in fila ai tornelli, perché c'è davvero molta confusione e in molti fra i tifosi hanno preferito ascoltare e dar seguito agli inviti di arrivare con un largo margine di anticipo qui allo stadio. Dunque è tutto pronto, si continua adesso a entrare, ma soprattutto si continua a sperare che questa possa essere la serata giusta per approdare alla finalissima di sabato prossimo, giorno 16 a Pescara, in cui ci si giocherà l'accesso alla Serie B. Dunque un momento importante, un momento molto atteso dai tifosi. Il Catania è appena arrivato qui nell'impianto dello stadio Angelo Massimino, fra poco ovviamente faranno il loro ingresso in campo anche i giocatori rossazzurri di Lucarelli. Intanto, come potete vedere alle mie spalle, sono già entrati, ve lo dicevo a inizio di questo nostro collegamento, i giocatori del Siena e, come detto, accompagnati ovviamente dai fischi del pubblico della curva nord. Si attende un grande pubblico e ci si aspetta soprattutto una grande prova ad opera del Catania. E allora io non ho che da ricordarvi che la nostra testata newsicilia.it come sempre seguirà in diretta testuale con Gabriele Paratore l'esito dell'incontro e speriamo di rivederci alla fine dei 90 minuti in maniera soddisfatta e come ci si aspetta da una intera città, perché stasera non si gioca soltanto a calcio, non c'è soltanto il tifo, non c'è soltanto la speranza delle curve e delle tribune, oltre che della società, dei giocatori, di tutti i tifosi, ma c'è in palio l'onore e soprattutto il prestigio di una intera città. Dunque forza Catania, alle 20:30 inizieremo la nostra diretta testuale su New Sicilia con Gabriele Paratore e dallo stadio Angelo Massimino è tutto. Buon divertimento e speriamo forza Catania per la finale di sabato prossimo a Pescara.